A causa del Covid, le RSA del Veneto hanno perso circa l'8% dei loro 33.000 ospiti, un dato che comprende i circa 2.000 decessi registrati nel corso della pandemia e il mezzo migliaio di anziani tornati in famiglia o ricoverati negli ospedali. I sindacati dei pensionati lanciano l'allarme per quella che denunciano essere la fragilità di un sistema sociosanitario finora considerato da molti un'eccellenza. Ciò è stato dovuto a vari motivi. Primo, l'impreparazione alla pandemia che ovviamente non ha riguardato solo le case di riposo. La mancata reazione da parte delle strutture nel separare chi si infettava da chi era ancora in salute. Hanno inciso le decisioni mai prese da parte della Regione Veneto sulla riforma delle strutture, unica regione in Italia che dopo 20 anni non ha ancora fatto la riforma di queste strutture. Ora le residenze devono inoltre fare i conti con minori entrate e minori risorse che in alcuni casi ne mettono in discussione persino la sopravvivenza. I sindacati chiedono quindi risorse regionali per coprire le perdite delle case di riposo senza aumentare le rette e quella riforma dell'IPAB già invocata da tempo con presidi e manifestazioni di fronte alla sede della Giunta e del Consiglio regionale a Venezia. Le IPAB devono rimanere enti pubblici perché in questa maniera si assicura una maggiore qualità e maggiori controlli in servizi delicati come quelli delle case di riposo. Secondo, più contributi alle famiglie e alle persone, agli ospiti. Terzo, infine, un riordino complessivo di tutti gli interventi che riguardano la non autosufficienza